sono degli ospiti assolutamente famosissimi, forse qualcuno li ha riconosciuti, sono i 3 eroi che sono andati a sostituire i medici che si sono ammalati su Vo. Quindi stiamo parlando di giovani medici che si occupavano della continuità assistenziale, guardie mediche, che nel momento in cui c'è stato bisogno di loro hanno risposto subito presente, come li ho chiamati io, dei riservisti. Spazio ai 3 giovani medici che il governatore Zaia ha chiamato eroi, che hanno ricevuto anche un riconoscimento dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di loro è spiccato il grande lato umano. Hanno detto immediatamente sì a quella chiamata, nonostante la richiesta fosse difficile, perché Volo, ricordiamo, era zona rossa, paese blindato, eppure loro non si sono fatti spaventare, pur consapevoli dei rischi che avrebbero corso. In un primo momento sì, c'è stata anche un po' di paura, un po' di timore. Poi dopo lo spirito che ha prevalso è stato quello proprio del servizio, ma non del servizio inteso semplice senso del dovere. Pensare che 3.500 persone non avessero un medico, il loro medico di riferimento, comunque nessuno che potesse rispondere alle loro domande, anche visto quello che stava succedendo nelle ultime ore in continuità assistenziale il sabato e la domenica, ci ha comunque detto sì, ha prevalso su qualsiasi paura, perché abbiamo detto sì, come lasciamo un paese lì senza nessuno? E quindi abbiamo deciso di andarli a sostituire. Il virus all'epoca non si conosceva, non c'erano grandi informazioni né dal punto di vista scientifico né dal punto di vista terapeutico, quindi noi abbiamo dovuto un po' reinventare e riorganizzare quello che era l'assetto ambulatoriale che avevano i nostri, i colleghi che siamo andati a sostituire. Abbiamo seguito a domicilio dei pazienti positivi o comunque poi che si sono rivelati tali, e a questi abbiamo dedicato ovviamente un accesso domiciliare, quindi siamo andati noi con tutti i nostri dispositivi a visitarli a casa, anche perché il rischio principale era quello di diventare noi stessi anche vettori dell'infezione. Abbiamo subito accettato quando abbiamo visto che c'era bisogno, e io ancora più di tutti perché ho alcuni miei assistiti, io sono medico di medicina generale nel comune limitrofo di Cinto, e ho alcuni miei assistiti residenti a Vo. E quindi ero maggiormente preoccupato perché quando sentivo dire che è rimasto senza medici, che chiudevano la città, mi preoccupavo per capire come poter dare assistenza. Quando poi sentivo che veramente c'era l'intera città senza medici, subito allora ho scelto di appunto aderire.